Come ha fatto una delle razze più ammirate della storia a diventare una delle più fraintese? Come ha fatto il re a perdere il trono? È un uomo che lavora, un uomo che ogni giorno deve affrontare situazioni che molti preferirebbero evitare. Fa l'esattore delle imposte, gestisce un mattatoio, si occupa della cattura dei randaggi, sentite che lavori, in altre parole trascorre la vita entrando in posti sbagliati, nei quartieri sbagliati, tra le persone sbagliate, a volte tra gli animali sbagliati, e spesso porta con sé denaro, molto denaro. Ora immaginate la Germania di fine 800, niente telefoni, niente pattuglie che arrivano in 2 minuti, niente telecamere, niente allarmi, se qualcuno decide di aggredirti sei da solo. Ed è lì che nasce l'idea. Un'idea semplice, ma per l'epoca incredibilmente rivoluzionaria. Louis Doberman vuole un cane, non un cane qualsiasi, vuole un compagno, un guardiano, un alleato, un animale capace di camminare accanto a lui nel buio. Molti anni dopo qualcuno dirà che il Doberman è nato per fare paura. Attenzione, io credo sia l'esatto contrario. Il Doberman nasce dalla paura.